Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario di catechesi sulla Chiesa ci stiamo soffermando a considerare che la Chiesa è madre. La volta scorsa abbiamo sottolineato come la Chiesa ci fa crescere e con la luce e la forza della parola di Dio ci indica la strada della salvezza e ci difende dal male. Oggi vorrei sottolineare un aspetto particolare di questa azione educativa della nostra Madre Chiesa, cioè come essa ci insegna le opere di misericordia. Un buon educatore punta all'essenziale, non si perde nei dettagli, ma vuole trasmettere ciò che veramente conta, perché il figlio o l'allievo trovi il senso e la gioia di vivere. È la verità. È l'essenziale, secondo il Vangelo, è la misericordia. L'essenziale del Vangelo è la misericordia. Dio ha inviato suo Figlio. Dio si è fatto uomo per salvarci, cioè per darci la sua misericordia. Lo dice chiaramente Gesù, riassumendo il suo insegnamento per i discepoli. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Può esistere un cristiano che non sia misericordioso? No. Il cristiano necessariamente deve essere misericordioso, perché questo è il centro del Vangelo. E fedele a questo insegnamento, la Chiesa non può che ripetere la stessa cosa ai suoi figli. Siate misericordiosi, come lo è il Padre e come lo è stato Gesù. Misericordia. E allora la Chiesa si comporta come Gesù. Non fa lezioni teoriche sull'amore, sulla misericordia. Non diffonde nel mondo una filosofia, una via di saggezza. Certo, il cristianesimo è anche tutto questo, ma per conseguenza di riflesso. La Madre Chiesa, come Gesù, insegna con l'esempio e le parole servono a illuminare il significato dei suoi gesti. La Madre Chiesa ci insegna a dare da mangiare e da bere a chi ha fame e sete, a vestire chi è nudo. E come lo fa? Lo fa con l'esempio di tanti santi e sante che hanno fatto questo in modo esemplare, ma lo fa anche con l'esempio di tantissimi papà e mamme che insegnano ai loro figli che ciò che avanza a noi è per chi manca del necessario. È importante sapere questo. Nelle famiglie cristiane più semplici è sempre stata sacra la regola dell'ospitalità. Non manca mai un piatto e un letto per chi ne ha bisogno. Una volta una mamma
mi raccontava nell'altra diocesi che voleva insegnare questo ai suoi figli e gli diceva di aiutare e dare da mangiare a chi ha fame. Ne aveva 3. E un giorno a pranzo papà era fuori al lavoro, era lei con i 3 figli, piccolini, 7, 5, 4 anni più o meno. E bussano alla porta e c'era un signore che chiedeva da mangiare. E la mamma ha detto: ma aspetta un attimo. È rientrata e ha detto ai figli: ma c'è un signore lì che chiede da mangiare, cosa facciamo? Le diamo, mamma, le diamo. Ognuno aveva sul piatto una bistecca con le patate fritte. Le diamo? Le diamo. Benissimo, prendiamo la metà di ciascuno di voi e le diamo la metà della bistecca di ognuno di voi. Ah no, mamma, così non va la cosa. È così, tu devi dare dal tuo. E così questa mamma ha insegnato ai figli a dare da mangiare del proprio. Questo è un bel esempio che a me mi ha aiutato tanto. Ma non mi avanza niente, ma dà del tuo. Così ci insegna la Madre Chiesa. E voi, tante mamme che siete qui, sapete cosa dovete fare per insegnare ai vostri figli? A che loro condividano le cose sue con quello che ha bisogno. La Madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è malato. Quanti santi e sante hanno servito Gesù in questo modo e quanti semplici uomini e donne ogni giorno mettono in pratica quest'opera di misericordia in una stanza di ospedale o in una casa di riposo o nella propria casa assistendo una persona malata. La Madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è in carcere. Ma padre, no, è pericoloso questo, è gente cattiva. Ma ognuno di noi è capace, sentite bene questo, ognuno di noi è capace di fare lo stesso che ha fatto quell'uomo o quella donna che è in carcere. Tutti abbiamo la capacità di peccare e di fare lo stesso, di sbagliare nella vita. Non è più cattivo di tu e di me. La misericordia della Madre Chiesa supera ogni muro, ogni barriera e ti porta a cercare sempre il volto dell'uomo, della persona. Ed è la misericordia che cambia il cuore e la vita, che può rigenerare una persona e permetterle di inserirsi in modo nuovo nella società. La Madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è abbandonato e muore solo. È ciò che ha fatto la Beata Teresa per le strade di Calcutta. È ciò che hanno fatto e fanno tanti cristiani che non hanno paura di stringere la mano a chi sta per lasciare questo mondo. E anche qui la misericordia dona la pace a chi parte e a chi resta, facendoci sentire che Dio è più grande della morte e che rimanendo in Lui anche l'ultimo distacco è un arrivederci. Lo aveva capito bene la Beata Teresa questo, ma le dicevano: madre, questo è perdere il tempo. E trovava gente moribonda
sulle strade, ma gente alla quale incominciavano a mangiare il corpo i topi della strada e lei li portava a casa perché morissero puliti, tranquilli, carezzati, in pace. Lei gli dava il arrivederci, ma tutti questi, che lei e tante donne e uomini come lei hanno fatto questo, li aspettano lì alla porta per aprirgli la porta del cielo. Aiutare a morire la gente bene, in pace. Cari fratelli e sorelle, così la Chiesa è madre, insegnando ai suoi figli le opere di misericordia. Lei ha imparato da Gesù questa via, ha imparato che questo è l'essenziale per la salvezza. Non basta amare chi ci ama. Gesù dice che questo lo fanno i pagani pure. Non basta fare il bene a chi ci fa del bene. Per cambiare il mondo in meglio bisogna fare del bene a chi non è in grado di ricambiarci, come ha fatto il Padre con noi donandoci Gesù. Ma quanto abbiamo pagato noi per la nostra redenzione? Niente, è tutto gratuito. Fare il bene senza aspettare un'altra cosa del ricambio, così di contraccambio. Così ha fatto il Padre con noi e noi dobbiamo fare lo stesso. Fai il bene e vai avanti. Che bello è vivere nella Chiesa, nella nostra madre Chiesa, che ci insegna queste cose che ci ha insegnato Gesù. Ringraziamo il Signore che ci dà la grazia di avere come madre la Chiesa. Lei ci insegna la via della misericordia, che è la via della vita. Ringraziamo il Signore.